amici della Gazzetta Sarda, questo nuovo appuntamento culturale in città per parlarvi, farvi osservare ciò che dal punto di vista culturale nelle biblioteche, negli archivi accade grazie a persone che se ne occupano e che danno a tutti noi quel senso così vitale che è la ricerca stessa, attraverso anche i documenti, ma attraverso anche i libri, lo stare insieme in un luogo in cui si respira cultura per poter quindi condividere quello che è il patrimonio di noi stessi, del nostro punto di vista anche interiore e intellettuale. Un luogo che oggi voglio appunto farvi vedere è questa bellissima biblioteca francescana del convento di Santa Maria di Betlemme a Sassari, e siamo in compagnia del responsabile, colui che anche coordina i vari eventi culturali insieme ad uno staff preparato, uno staff che vi accoglierà qualora voi decidiate di venire qui, e quindi siamo qui con Giuseppe Fara. Grazie Giuseppe, buongiorno a te. Buongiorno a tutti voi, e avremo la possibilità oggi di dare indicazioni di qual è la realtà della biblioteca di Santa Maria di Betlemme, partendo naturalmente un po' dalla storia. La storia di questo convento è fondamentale per la città di Sassari, in quanto c'è una corrispondenza sia dal punto di vista religioso ma anche dal punto di vista civile, sia con la municipalità e sia con la popolazione sassarese, che ha un punto di riferimento importante nei confronti di questo convento. È chiaro che la storia inizia da molto lontano, perché la prima, costruzione risale al 1106, quando il giudice Costantino costruì la chiesa di Nostra Signora di Campolongo, che in pratica corrisponde all'attuale cappella, prima cappella a sinistra della chiesa, con un convento annesso che viene dato ai benedettini, affidato ai benedettini. Nel 1200 invece i benedettini vanno via e subentrano i francescani. Con i francescani quindi c'è la costruzione della nuova chiesa e del nuovo convento, quindi il convento benedettino viene ampliato e che corrisponde più o meno a quella che è la costruzione attuale. Naturalmente noi parleremo soprattutto dal punto di vista culturale e quindi come nasce la biblioteca, quindi possiamo dire che già con l'avvento dei francescani nasce la prima biblioteca, perché uno dei compiti fondamentali anche delle indicazioni di San Francesco era che quello che per far conoscere, per fare anche proseliti, per far conoscere bisognava essere colti, e quindi bisognava ricorrere ai libri, essere informati e quindi propagandare e far conoscere al popolo quelli che sono gli aspetti più importanti anche dal punto di vista culturale. Diciamo che quella biblioteca di Santa Maria, i primi segni ce li abbiamo con un'antica Bibbia che è del 1300 manoscritta, che attualmente però non si trova più nella biblioteca di Santa Maria, ma si trova presso la biblioteca universitaria di Sassari, perché logicamente, come voi sapete, nel 1852 ci sono stati sequestri dei beni ecclesiastici, quindi anche fondi librari sono stati sequestrati e sono passati allo Stato. Infatti circa 1 migliaio di libri antichi provenienti dalla biblioteca di Santa Maria si trovano presso l'Università di Sassari. Come dei documenti importanti del Settecento che riguardano gremi, un altro elemento fondante e importante per il convento, perché qui sono conservati il numero maggiore di candelieri. Esiste un piccolo museo dedicato ai candelieri, fruibile, quindi potete venire qui a vederlo, è adiacente al chiostro e quindi sapete che c'è anche questa realtà. Prego. Quindi i fondi anche di documenti del Settecento si trovano per esempio all'Archivio di Stato di Torino, dei quali noi abbiamo soltanto, è chiaro, delle copie. La biblioteca precedentemente non si trova nel luogo in cui si trova adesso, probabilmente nei secoli ha avuto diversi spostamenti. Noi conosciamo l'ubicazione penultima, che si trovava al penultimo piano, in pratica quasi sopra l'attuale sacrestia,
ed era gestita per un certo numero di anni da padre Ardu, che in pratica è una figura fondamentale per quanto riguarda la prosecuzione della biblioteca, perché padre Ardu si dedicava, quasi la sua opera era più che altro dedicata dal punto di vista culturale e quindi della conoscenza, dell'attivazione della biblioteca. Grazie a lui abbiamo tutta una serie di documentazioni, di atti, perché aveva proprio la passione di fare ricerche continue, per cui noi molto della storia di questa biblioteca la conosciamo da parte di padre Ardu. Purtroppo poi padre Ardu, poiché era anziano, è stato trasferito nel convento e anche qualche anno successivo è deceduto. Dal momento in cui quindi Giuseppe Padre Ardu, una figura di rilievo per il mantenimento, appunto la prosecuzione, no, di questo aspetto culturale qui all'interno, arrivate voi e iniziate a fare un percorso che vi sta portando ad avere anche molti eventi culturali, musicali, qui ci sono presentazioni di libri. Ecco, la biblioteca quindi è diventata ormai un punto di riferimento in città, e non solo, possiamo dire, per come dire, il mantenimento stesso dei rapporti culturali con chi arriva e voi stessi, e anche i frati ovviamente. Sì, allora, infatti che cosa è successo? Che la biblioteca è stata portata ai piani terra proprio perché c'era necessità di nuovi spazi per raccogliere tutta una serie di nuove iniziative che sono fondamentali per portare anche alle attività quelle che sono le esigenze di oggi. Mentre la biblioteca prima aveva soltanto più che altro un aspetto di tipo conservativo, nel senso che venivano conservati tutti i libri presenti, mentre invece oggi la biblioteca ha una nuova funzione. Anche perché per poter fare in modo che la biblioteca venga conosciuta, perché il pubblico venga a fare per la lettura, per fare ricerche. Avete attività laboratoriali? Abbiamo l'attività laboratoria e soprattutto uno degli scopi fondamentali è cercare di portare i giovani a conoscere qual è la realtà della biblioteca, che cosa all'interno di una biblioteca c'è, come funziona e che possibilità ci sono. Infatti a questo proposito noi abbiamo fatto anche dei protocolli d'intesa di alternanza scuola-lavoro con 4 istituzioni cittadine di secondaria e secondo grado, con i quali abbiamo diverse attività. Qua vengono a fare attività di alternanza scuola-lavoro. Con il liceo musicale, per esempio, gli studenti partecipano nel momento in cui noi facciamo iniziative di presentazioni di libri, di relazioni, eccetera. C'è sempre alla fine di questo percorso un'esibizione degli studenti che fanno degli stacchi musicali di un quarto d'ora, 20 minuti. Quindi possiamo dire che la biblioteca diventa anche un momento funzionale per coloro che devono anche farsi o conoscere o comunque avere quel momento, quello spazio per poter interagire dal punto di vista musicale quando si fanno questi stacchi musicali alle fine delle presentazioni, che magari in altri posti non potrebbero accadere così facilmente, se vogliamo. Sì, anche perché poi proprio dal punto di vista di alternanza scuola-lavoro diamo a questi ragazzi la possibilità di entrare più nel merito e mostrare loro come si lavora all'interno dell'università. Benissimo. Per esempio c'è un lavoro di predisposizione e di raccolta di tutto quello che è il materiale antico per quanto riguarda l'aspetto musicale, e quindi con i ragazzi fascicoliamo, troviamo le modalità, vediamo per autore, quindi tutto un lavoro, mentre con altri proprio vengono in qualche maniera avvicinati alla catalogazione, proprio a far vedere come avviene la catalogazione, in quanto noi siamo inseriti naturalmente nel catalogo nazionale, per cui qualsiasi parte d'Italia possono accedere a quella che è la nostra ricchezza sia dal punto di vista librario e anche documentale, per cui molto spesso vengono fatte anche richieste da fuori della Sardegna. Benissimo. La biblioteca ormai è organizzata in questa maniera. Però Sì, adesso prego. noi non la diciamo così, ma la fai vedere. Certo. Quindi restate con noi, andiamo in una visita guidata, vedremo anche qualche
testo rilevante antico, parleremo anche del fondo antico e quindi Giuseppe ci guiderà i miei occhi che poi saranno i vostri occhi. Siete al di là di questo video per usufruire voi stessi delle emozioni di questa biblioteca dal punto di vista culturale. A fra poco. Eccoci qui Giuseppe, dove siamo esattamente? In che punto siamo della biblioteca e cosa abbiamo di fronte? Perché mi hai portato qui a vedere qualcosa di molto interessante. Allora, come dicevo prima, la biblioteca adesso è divisa per sale. Qui ci troviamo nella sala Sisco, uno studioso francescano di Santa Maria del Settecento che era un grande studioso. Proprio perché questa sala è dedicata al Sisco, in quanto in questo reparto noi abbiamo conservati i libri antichi. Partiamo dai libri del 500, quindi delle Cinquecentine, 600 e 700, quindi proprio qui abbiamo la parte antica della biblioteca, i testi che sono quelli con più alto valore dal punto di vista non solo economico, ma proprio dal punto di vista culturale. Molto bello. Adesso ci trasferiamo nell'altra sala, che è la sala dove noi facciamo anche le attività di conferenza, di concerto, eccetera, e questa sala invece è dedicata al vescovo Pietro Meloni. Perché? Vescovo emerito, adesso lo ricordiamo, è un grande personaggio comunque anche culturale. E quando riusciamo lo convochiamo per fare comunque anche degli incontri. Perché si chiama Sala Meloni? Ne approfittiamo per salutarlo. Lo salutiamo con affetto. Vero affetto. La chiamiamo Sala Meloni perché tutti i testi che troviamo in questa sala sono una sua donazione. Bellissimo. Quindi è chiaro che anche questi libri hanno una certa predisposizione. Abbiamo tutti i libri di patristica, qua abbiamo tutta la serie anche di una rivista che è stata proprio predisposta, Sandalion, che era curata dal vescovo, dove c'è la raccolta di articoli di vari personaggi che fanno parte della cultura sassarese e della cultura sarda. Bellissimo. Bene Giuseppe, con Pietro Meloni come signore abbiamo terminato, insomma, adesso ci porti a vedere l'altra parte, l'altra bellezza di questa bellissima biblioteca. Vediamo già nelle sedie e quindi ricordiamo che qui è fruibile per tutti gli eventi, come abbiamo detto prima. E il sito internet? Abbiamo un sito internet che dà la possibilità quindi anche di far conoscere quali sono tutti i nostri eventi e partecipare anche. Abbiamo anche una partecipazione molto, molto attiva, è quello che ci fa particolarmente piacere, che sta iniziando ad arrivare i giovani. Bellissimo. Che è l'aspetto, credo, più importante. E con i giovani, ribadiamo, anche la pagina Facebook, sui social siete attivi e quindi potete andare tranquillamente, lo diciamo a coloro che ci stanno ascoltando, di seguirci anche da quel punto di vista per conoscere le nostre iniziative. Torniamo ai libri, torniamo alle sale. Qua, per esempio, invece, tutta in questa zona abbiamo sempre della Sala Meloni una parte dedicata ai libri dedicati per la Sardegna, anche perché diciamo che è chiaro che una biblioteca dedicata, una parte secondo l'aspetto religioso, un'altra parte che riguarda la Sardegna, per cui molti studiosi vengono qui a fare ricerche, anche perché poi, come vi verrà detto più avanti, abbiamo i libri del Sisco, che danno una cronaca di cosa avveniva nella città di Sassari nel Settecento. Perfetto. Quindi base per gli studiosi che vengono successivamente. E quindi adesso ci allacciamo, andiamo dove vedremo anche questi testi, alcuni di questi testi di un fondo antico. Certo. Andiamo. Facci strada, eccoci che stiamo arrivando. Quindi questa è un'altra ala, diciamo così. Questa è la sala dedicata a Padre Aldo, proprio per riconoscere il suo lavoro e la sua dedica alla biblioteca per tanti anni. E qua diciamo che è la sala operativa dove i vari operatori lavorano, fanno tutte le attività di catalogazione eccetera, e dove al momento anche un gruppo di ragazzi che frequentano un corso regionale stanno venendo a fare la pratica, quindi guidati da noi.
Eccoci dunque qui con Giuseppe Fara che ci ha portato anche in questo altro bellissimo spazio di questa importantissima biblioteca. Ora, che cosa vogliamo vedere grazie a voi e grazie alla persona con cui adesso noi interagiremo, esperta anche di questo aspetto che ci stai per dire, che cosa faremo? Adesso andremo a vedere alcuni testi antichi del 500, 600 e qualcuno del 700, che sono testi veramente importanti dal punto di vista storico e qual è anche il processo per quanto riguarda la scrittura. Ve li illustrerà meglio una nostra... Allora, teniamo presente che la biblioteca adesso è tenuta da volontari. Bellissimo. Quindi una delle nostre volontarie vi darà indicazioni dei testi che andremo a vedere, anche perché nel suo lavoro precedente lei ha fatto due pubblicazioni sui testi del 500 e del 600 che sono presenti nella biblioteca, e quindi chi meglio di lei ci potrà dare indicazioni di ciò che stiamo andremo parlando a vedere. Di chi? Stiamo parlando di Pinuccia Mura. Adesso andiamo a salutare Pinuccia Mura e quindi noi vi diciamo, amici della Gazzetta, di restare con noi. Grazie a Giuseppe Fara infinitamente. Vi auguriamo ottimo lavoro, continuate in questo senso, venite a trovarli, venite a interagire con loro in ogni aspetto, per cui amici della Gazzetta Sarda, un altro spaccato culturale grazie a loro l'avete avuto. E allora amici della Gazzetta Sarda, eccoci qui con Pinuccia, appunto, che insomma è esperta in questo momento di ciò che dovremmo vedere e quindi ci illustrerà questo fondo antico. Benvenuta Pinuccia. Grazie. Grazie a te. Sono felice di essere qua. E noi siamo felici appunto con te. E adesso pian piano tu ci farai vedere in 3 step, giusto? Sì, mi hai detto sì. A telecamera spenta, in 3 step, la bellezza di alcuni volumi antichi. Adesso quindi venite con noi che vi facciamo vedere che cosa c'è. Eccoci qui Pinuccia, ora iniziamo ad illustrare, grazie a te, queste meraviglie culturali librarie. Prego. Bene, la ricostruzione del fondo antico della biblioteca del convento francescano si deve un po' anche al lavoro di padre Marco Ardu, già citato da Giuseppe Fara, che negli anni tra il 2006 e il 2007 è riuscito a portare dei gruppi di bibliotecari qui al convento, e questi bibliotecari hanno proceduto alla compilazione di questi 2 cataloghi, uno delle Cinquecentine realizzato dal gruppo che lavorava per la regione Sardegna, che ha lavorato al censimento nazionale, prima regionale poi nazionale, e poi quello delle Seicentine che ho curato personalmente. Questi 2 cataloghi hanno contribuito insieme al catalogo del bibliotecario Marongiu alla ricostruzione di quelli che erano in origine i fondi antichi, dando così un contributo notevole alla valorizzazione dei fondi antichi, ma anche fornendo un importante strumento di informazione dal punto di vista storico. I minori conventuali di Santa Maria possedevano in totale 164 cinquecentine, di cui ben 149 sono state consegnate alla Biblioteca Universitaria di Sassari. Perché abbiamo già detto appunto Sì, prima in con quale Giuseppe, occasione, insomma, della soppressione degli ordini religiosi e quindi eccetera, in sì. seguito a quello. Insomma. Soltanto 15 esemplari sono rimasti presso questa biblioteca. Tra questi esemplari sicuramente degni di nota sono 2 edizioni di Aristotele. La prima è una edizione, possiamo vederla Sì, qua, indicala pure, perfetto. del 1525. Bellissima. Questa edizione è particolarmente interessante perché, a parte le note manoscritte numerose sul frontespizio, è un'edizione che raffigura la Vittoria, cioè la donna in piedi sul globo che tiene nella destra un ramo di palma e nella sinistra una corona. Ha un frontespizio ricchissimo di note manoscritte ed è un'edizione stampata a Venezia. Ovviamente per le condizioni, insomma, manoscritte al di sopra, stiamo parlando di un'epoca moderna e quindi non un'epoca antica relativa ad Aristotele. Allora, ovviamente le note manoscritte sono sì, di un'epoca moderna.
francescana Alcune moderna, sì. non relative, lo diciamo per chi da casa Sì, sì. magari questo. Allora, si può premettere questo, alcune delle opere che sono rimaste qui in biblioteca molto probabilmente erano nelle celle dei fratti Ecco. e sono rimaste lì e per questo non sono finite alla biblioteca universitaria. Altre sono state donate in seguito. Però tornando a questa edizione di Aristotele, a parte l'interesse qui, Sì, facci vedere appunto anche all'interno, insomma. all'interno possiamo vedere questa cornice e questo capolettera particolarmente interessante, particolarmente Vai bello. avanti pure. E qui sono delle note manoscritte, Ecco, molto delle interessante. annotazioni manoscritte che sono Di un state frate. di un frate, molto probabilmente. Molto Sì. interessante. Allora, E quindi i nostri amici della Gazzetta Sarda stanno vedendo dei pezzi originali di quel, Sì. di quel periodo, con Questa è la l- traccia anche di Sì. coloro che ci hanno studiato sopra. questa è l'altra opera di Aristotele del Cinquecento presente nella nostra biblioteca. Perfetto. Però, passando a quello che può essere considerato uno dei cimeli più interessanti, ecco qua una Bibbia in latino stampata a Lione nel 1569. Lugduni è appunto il Lione, nome antico, sì. ovviamente. Allora, questa Bibbia è un esemplare molto importante perché molto probabilmente è un'edizione, una ristampa della vecchia edizione del 1547, che in origine era priva di illustrazioni, mentre questa edizione è ricchissima di illustrazioni. Bellissimo. È un'opera in cui sono presenti ben 561 silografie e 1462 72 capilettera. Bellissimo. Iniziamo Ah, che meraviglia. a vedere le carte geografiche. Ovviamente questa è una ristampa Certo. anastatica, l'originale è conservato con molta cura in una cella dei fratti. Qui ci sono delle carte geografiche, poi Mare possiamo... Mediterraneo, vediamo Sì. insomma. Poi vediamo Perfetto. qua alcune Ecco. illustrazioni, Qui un siamo capolettera. già, certo, appunto, Allora, la Genesi. praticamente la maggior parte delle illustrazioni hanno lo scopo di aiutare nell'interpretazione del testo sacro. Vediamo anche qui, perdonami, volevo far vedere questo appunto le Bereshit, insomma, quindi ci sono Sì. anche le indicazioni ancora in quel tempo per la lingua ebraica, ovviamente. Sì, allora, qui abbiamo Ecco, altre la menorah, illustrazioni la menorah, per di esempio. una misura diversa. Molto bella. Questo è tutto riflesso dall'originale antico, Sì, quindi sì, ecco, anastatica. sì. È appunto Ne questo. vediamo ancora un'altra che ho selezionato, questa è del Tempio, ce n'è una Bellissimo, il qui Tempio di Gerusalemme. Questo, e qua appunto. un'altra. Una cosa che si può notare è che queste silografie che hanno dimensioni diverse, le silografie, quelle grandi, quelle di una dimensione maggiore, hanno un carattere diverso da quelle più piccole. Molto probabilmente erano diversi gli incisori che hanno lavorato. Che hanno lavorato. Bellissimo, Allora, molto molto interessante. Vediamo qua ancora alcuni Ecco, il capilettera libro della particolari. Sapienza, a me molto caro, Sì. quindi ti ringrazio maggiormente per questo, personalmente, insomma, in questo momento. Dici pure? E qui anche abbiamo sempre dei capilettera interessanti e questa cornice. L'opera è corredata poi da un indice finale, Ecco. di nomi, popoli, idoli, eccetera. Ebrei, Caldei, Greci, insomma, vediamo. Sì, e Perfetto. da degli altri indici che chiudono. Bellissimo, bellissimo. Per quanto riguarda il fondo del Cinquecento della Biblioteca Francescana, è interessante anche questa piccola opera, sono le opere di Sant'Agostino, Bellissimo. le Confessioni di Sant'Agostino. Anche qui c'è un capolettera, piccolissimo il formato. La cosa interessante di quest'opera è che contiene una lettera da parte del tipografo ai lettori.
in cui diciamo così, presenta l'opera, in cui descrive quelli che possono essere una le forma utilità. di guida, diciamo Sì, così, sì. insomma. Bellissimo. Senti, abbiamo terminato qui e ci spostiamo Ci al secondo spostiamo, step. certo. Allora, adesso noi ci spostiamo e restiamo qui un attimino e insomma con i nostri amici della Gazzetta andiamo a vedere. Grazie a te. Eccoci qui, Pinuccia, siamo al secondo step di questo patrimonio interessante, documentale, e quindi esponici che cosa abbiamo di fronte. Allora, del 600 abbiamo ben 56 esemplari particolarmente interessanti, quindi molto più di quelli che sono rimasti relativi al secolo precedente. Di particolarmente interessanti sono le 9 edizioni di Agostino Barbosa, un vescovo giurista portoghese. Qui abbiamo Che meraviglia! Sì, qui abbiamo un'edizione, Vediamo sempre Lugduni, quindi sì, Lione. sempre di Lione, del 643, del 1643, che ha un frontespizio in rosso e nero. Si vedono le note manoscritte, Sì, che indicano l'ex libris, alcune sono anche cancellate. Una piccola annotazione: le note degli ex libris, i timbri, le bollature sono particolarmente importanti per la ricostruzione del fondo librario e sono particolarmente importanti anche per la ricostruzione storica della biblioteca e di ciò che la biblioteca ha rappresentato nei secoli per la cultura cittadina. perfetto. Qui vediamo una bellissima incisione. Meraviglia. E un'incisione anche in questa pagina qua. Bellissimo. Allora, quest'opera ha un altro aspetto particolarmente interessante. Ora noi la vediamo rilegata e restaurata, Perfetto. ma in origine quest'opera aveva una copertina ricavata dalle pagine di un salterio che era presente qui nella nostra biblioteca. Durante i lavori di restauro queste pagine sono state estrapolate e quindi sono state restaurate a loro volta. Noi più in là troveremo il volume da cui sono state tolte queste pagine. È interessantissimo vedere nell'ultima pagina queste note manoscritte. Meraviglia. Che ovviamente le vediamo frammentate perché sono arrivate così, ovviamente. Però insomma, questo ci fa capire appunto tutto quello che ci hai già esposto e ci fa entrare meglio all'interno anche di quello che è il rapporto tra un libro antico, il restauro, e quello che appunto noi dobbiamo insomma memorizzare anche, no? Insomma, Certo. per capire qual è il lavoro anche che c'è dietro, no? L'opera di restauro e di conservazione. Sì. Allora, quest'opera appartenuta a padre Antonio Sisco, Di che cui era... abbiamo già parlato con Giuseppe Fara, quindi abbiamo una traccia anche sua, no? Insomma. Sì, come la maggior parte delle edizioni di questo secolo. Qui abbiamo un altro stemma inciso. Meraviglia. E ancora... Vediamo una lingua spagnola. E qui abbiamo un altro frontespizio. Questo però, a differenza dell'altro, è stilografato, cioè è stato ottenuto con una stampa ricavata su legno anziché su metallo come le precedenti incisioni. Meraviglia, meraviglia. Ok, allora qui c'è l'altra edizione di Barbosa, vediamo qua come è stata purtroppo danneggiata. Sì. Ecco, Filippo IV il Cattolico, quindi no? Insomma, siamo in quel periodo storico. Altro stemma. Meraviglia. E qui abbiamo un ritratto, questa è un'incisione. Bellissimo. Bellissimo. Possiamo rendercene conto anche semplicemente sfiorando i bordi. E questa è l'indicazione principale, diciamo, Molto interessante. individuare. E infine qui nel 600 abbiamo un'opera di Tacito. Ricordiamo, Tacito è un
autore classico, quindi Un autore siamo, classico. infatti questo è appunto dagli annali, le storie, i costumi dei Germani, Vita di Agricola, un libro conosciutissimo, interessantissimo, e quindi vediamo un'opera di quel periodo che ci dicevi appunto del 600, non siamo ancora Sì, nel 600. è molto interessante, Bellissimo. è bellissima questa antiporta illustrata, che è anch'essa Bellissima, bellissima. Ci riporta un po' indietro nel tempo nel mondo romano, con la visione ovviamente del 600, no? Moderno. Ecco. sì. Bene Pinuccia, adesso dopo questa meraviglia che ci hai illustrato egregiamente, per cui appunto ti ringrazio e ti ringraziamo, adesso noi andiamo al terzo step e ultimo step di questa bellissima interazione culturale con te con i libri del Fondo Antico. Adesso andiamo. Vediamo. Eccoci qui Pinuccia, nell'ultimo step, il terzo di questa interazione culturale, siamo di fronte, adesso vedremo anche il secondo volume, ma ci sono due volumi importanti e ce li illustri. Vediamo il primo volume. Il primo volume è un antifonario del 1661, pubblicato a Venezia, che è stato rilegato in fase di restauro insieme all'antifonario sempre stampato a Venezia, ma nel 68. Sempre nel 600, Sempre nel 1668, sì. bellissimo. Qui vediamo la marca tipografica e poi Che sfogliandolo vediamo. Che meraviglia. Questi erano tutti cantati. Allora, in origine gli antifonari erano praticamente dei libri per la liturgia corale. Erano una raccolta di libri. In origine i cantori avevano nelle mani soltanto i testi e improvvisavano la musica, poi invece è stata realizzata. Ne giriamo anche qualche altra pagina, così possiamo continuare Qui a interagire. c'è una Bellissimo. nota che ci potrebbe fare indicare che è appartenuto, o che comunque qui ha scritto padre Francesco Sisco, che è il fratello di padre Antonio Sisco, ecco. e che anche lui è uno dei possessori dei libri antichi, del Fondo Antico. Dicevo che il corale è il libro per la liturgia corale, che è diviso tra canti delle ore diurne e canti delle ore notturne. Alcune volte ci sono le lodi e altre volte le lodi non ci sono. Le melodie, ripeto, venivano quasi sempre tramandate a memoria e in origine si raccoglievano soltanto le parti scritte, diciamo così. Perfetto, adesso dobbiamo andare all'altro volume, ci fai vedere Sì, magari allora, qualche ultima pagina, diciamo sì. che è tutto praticamente in questa direzione, no? Questo fa Nativitatis Domini. Adesso andiamo all'altro volume, che dici? Eccoci al secondo volume, appunto, a cui insomma dicevamo prima, sempre un salterio corale, vediamo, e dici insomma, illustracelo. Sì, il Salterio è l'organizzazione fatta dalla Chiesa dei 150 salmi che sono presenti nell'Antico Testamento e viene organizzato o settimanalmente o quadrisettimanalmente, in modo che nell'arco di una settimana o di un mese possano essere recitati tutti o quasi tutti i salmi presenti. Questo esemplare è l'esemplare da cui sono state tolte le carte che abbiamo visto prima, che sono servite a quel rilegare, famoso secondo step che abbiamo visto. Sì, a rilegare Perfetto. il testo del Barbosa. Ecco, molto molto interessante. Sì, praticamente il Salterio scandisce mensilmente, settimanalmente o mensilmente la liturgia delle ore e spesso è associato anche vediamo qua. Sì, tocchiamo un po' Qui ci sono gli inni di San sì. Francesco. Bellissimo, veramente una meraviglia. Ci state regalando uno spaccato culturale davvero importante, Pinuccia, molto interessante. Quindi ricordiamo anche che comunque la lingua prevalente o predominante doveva essere per forza il latino, perché è la lingua anche liturgica, ovviamente. E, insomma, abbiamo terminato, possiamo terminare questo momento. Possiamo terminare, perché per quanto riguarda il fondo del Settecento è ancora in fase di
Alcuni volumi sono in fase di restauro e altri invece sono ancora da catalogare. Devo dire che alcune di queste opere che sono possedute da noi sono già presenti nel catalogo nazionale in SBN, sono state già descritte e quindi è facile Infatti. recuperarle anche a livello nazionale. E allora, amici della Gazzetta Sarda, siamo al termine di questa visita, di questo incontro con coloro che cultura qui hanno nel cuore, nell'anima, nella mente e lo regalano a noi e noi l'abbiamo regalato a voi, per cui grazie Pinuccia di questo momento. Abbiamo già salutato anche Giuseppe e Fara, grazie infinite. Grazie a voi e vi aspettiamo, venite a trovarci. Bellissimo. Allora venite qui nella Biblioteca Francescana di Santa Maria di Bretelma a Sassari per vivere la cultura. Un saluto a tutti voi.